Tassello importante oggi nell'articolato mosaico della TAV. Si è tenuta questo pomeriggio a Lonato del Garda la cerimonia di avvio dei lavori di realizzazione della galleria che prenderà forma proprio nel comune bresciano, considerata l'opera tra le più importanti del cantiere dell'alta velocità ferroviaria nella tratta Brescia Est-Verona. All'appuntamento erano presenti tra gli altri anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, l'assessore della regione Lombardia Claudia Terzi e la collega del Veneto Elisa De Berti. L'inaugurazione è stata l'occasione per fare il punto sullo stato dei cantieri dell'alta velocità e per far partire gli scavi della Fresa Martina, macchinario da 1750 tonnellate e 150 metri di lunghezza assemblata ad hoc per la costruzione della galleria, che consentirà di realizzare un tunnel di circa 8 km complessivi per passare sotto l'autostrada A4 e riemergere in affiancamento al lato sud dell'autostrada stessa. Ma per il Veneto l'alta velocità è assolutamente fondamentale per poter collegare il nostro territorio ai mercati internazionali e al nord Europa, ma soprattutto il raddoppio serve per poter liberare la linea storica che in questo momento è satura e non dà la possibilità di prevedere neppure un treno in più e quindi di poter potenziare il servizio di trasporto regionale a favore dei pendolari.